Il PD fa la sua mossa, promettendo a Veneti e Lombardi più autonomia di quanta, detta loro, la Lega potrà mai garantirne. I capigruppo delle due regioni, Alessandra Moretti ed Enrico Brambilla, si sono incontrati a Palazzo Ferrofini per discutere una strategia comune evitando lo scontro col governo. L'intenzione è quella di approdare a meno di un mese ad una nostra proposta di legge sull'autonomia e quindi chiedere al governo Renzi, che è il primo governo che ha aperto la possibilità per le regioni di negoziare nuove competenze, aprire con il governo una trattativa indicando alcune materie specifiche su cui la Regione Veneto vorrà avere maggiori prerogative. Ciò che accomuna i due gruppi consiliari, aggiunge il capogruppo lombardo, è l'ambizione di proporre un nuovo progetto di un regionalismo sano che superi quell'idea leghista che ha rischiato di travolgere l'istituzione regione stessa a causa della sua conflittualità con lo Stato centrale. Attraverso questa collaborazione e cooperazione si potranno ottenere per le nostre regioni e i nostri cittadini maggiori risultati da quanti ne verrebbero invece da degli braccio di ferro che non porterebbero da nessuna parte.